Amici di Bella Sicilia, oggi una cena speciale da questo piccolo borgo in provincia di Messina e qui si sta preparando qualcosa di buono. Oggi la sagra del pesce a Limina, Limina Vetta Blu. Ciao, siamo in compagnia di Sebastiano, ti vediamo qui al lavoro, ma parlaci un po' di questa ricetta, di questo piatto, cosa stai facendo? Sono delle acciughe infarinate, panate con la farina. Quindi acciughe semplicemente infarinate e poi saranno fritte. Ma vediamole al naturale perché vanno giustamente pulite. Che lavoro viene fatto prima? Diciamo pulito, viene tolta la testa, tutte le inferiori. E invece la spina centrale rimane. Poi viene torta dopo la frittura. Amici, fateci sapere da dove ci state guardando, noi tra poco vi mostreremo anche la frittura. Quella è la farina che ci dà un risultato più croccante. E questo è il pesce siciliano, che adesso sarà tra poco infarinato e poi fritto. Qui intanto è iniziata la degustazione, tante persone già qui in fila per gustare. Cosa abbiamo nel piatto? Un'acciuga beccatina e poi metteremo delle acciughe fritte. E poi un pezzo di limone. Un pezzo di limone per condire l'acciuga e il panino. Oggi il mare incontra la montagna qui a Limina. Siamo grassi. Vediamo che c'è già tanto pubblico, quindi tanti già sono in coda per attendere questo piatto. Aspettiamo le acciughe che escano dalla friggitrice e le metteremo nel piatto. Allora andiamo a vedere la frittura. Possiamo mettere. E qui amici si continua a friggere, si continua a friggere. Quindi quanti minuti di frittura? 7-8 minuti. 7-8 minuti è pronto. Questa è una ricetta della tradizione, lei si ricorda quando era giovanissimo? Ricetta antichissima che racconta dei nostri nonni. Tantissime persone sono già in coda per gustare questo piatto. Sagra sì. del pesce oggi a Limina. Sì, perfetto, bravo, dici bene. Amici, vi portiamo con noi alla scoperta di questo borgo dove in serata ci sarà anche uno spettacolo musicale e come dicevamo oggi il mare incontra la montagna. Noi adesso andremo a seguire un convegno e poi vedremo gli altri stand presenti qui nel borgo in questa serata dedicata al pesce. Ma non solo, perché qui ci sono altri stand, quindi una serata dedicata ai sapori del territorio qui a Limina e poi chiusura con lo spettacolo dei Luna Rossa. Assessore, come sta andando? Vediamo che ci sono già tantissime persone. Sì, già ci sono tante persone, speriamo che aumentino e così ci divertiamo un po'. Il pesce arriva qui a Limina, ecco, facciamo un plauso a chi ha organizzato questa manifestazione. Al sindaco e alla ditta Marò Impianti, insieme alla Proloco San Giorgio e la Proloco di Limina, ma di più la Marò Impianti. Ecco, qui abbiamo la Proloco di San Giorgio che sta proprio preparando la frittura. Un'occasione per vivere qualche momento di relax anche all'insegna della buona musica. Sì, con la cover di Renzo Arcore. Allora, noi ci vediamo presto, andiamo a gustare anche il pesce, intanto vi salutiamo qui da Limina.